intervistiamo un giovane imprenditore napoletano. Senta, lei cosa pensa della crisi? No, ma quale crisi? Scusa, ma quale crisi? La crisi non esiste. Io sono andato a lavorare stamattina alle 11:30. Non traffica così per la strada. Sono andato a fare benzina al distributore. 3-4 ragazzi, 14-16 anni, con gli scooter che facevano pieno. Io il pieno nella macchina, non lo posso fare. Senta, ma questa questione che la gente non riesce ad arrivare a fine mese... Noi italiani siamo tutti uguali, sembriamo delle pecore. Uno fa una cosa, tutti quanti a seguire quella cosa. Ma perché bisogna arrivare per forza a fine mese? Arriviamo a fine settimana, così avanzano pure i soldi. Lei afferma con certezza che la crisi è un'invenzione. È normale che se ti stai a piangere addosso, no, la crisi la senti, ma che c'è il secco? Io per esempio stamattina stavo un po' giù di tono, adesso si come un musciariello, sono sceso, sono andato a fare un po' di shopping da Louis Vuitton. Adesso l'ha comprata la giacca? La giacca l'ho presa stamattina, sì, No, l'ho presa. perché c'è ancora il cartellino. Chi le fanno così piccirilli che non li vede? Vedete queste cose minuziose di Vuitton? Dopo pare che io facevo una cosa perché devo far vedere che tenga giacca di Vuitton. Allora sono uno che mette in evidenza. Assolutamente no. Uno da Vuitton ci va perché si deve rilassare. Vuitton dovrebbe fare lo psicologo. Io sono uscito da là dentro bello, rilassato, tranquillo. Poi sono messo in macchina, ho fatto 4 ore di traffico, fermo, perché degli operai stavano manifestando. Io sono uno di quei cassi integrati, io sono cassi integrato sono. Ma che si cassi integrato? Che non sei napolitano, che non ti sei integrato bene nella città, è sempre un bordello. La crisi è colpa di questi qua se c'è la crisi. Io non ho nemmeno i soldi per mandare mio figlio all'università, no. Poi vanno all'università, poi non tiene soldi per accattare gli esami, ma è un cane che si morde la coda. Non so, io le manifestazioni a scuola le facevo quando sei in crisi perché ne ero studiate. No, bellissimo ormai gli operai moderni, no? Questi qua che vogliono essere pagati tutti i mesi. Lo stipendio ogni mese non lo piglia. Io prendo una cosa in ogni tanto, sembra un mese, questo mese non ci pigliate niente. Il mese prossimo forse mi arrivano 100.000 euro, poi mi arrivano 50.000 euro un'altra volta, 20.000 euro un'altra volta, 2 mesi sto senza niente. E che fa? Vado a calamantare. Un mio amico imprenditore ha costruito un centro commerciale, dava lavoro a 30-40 famiglie, gliel'hanno bloccato perché ha costruito su un cimitero del 300. E allora neanche tu Stato non mi dai una mano, abbi pazienza. Vabbè, ma ha costruito su un cimitero del 300. E che significa? Comunque era una zona morta, abbiate pazienza. Senta, però i negozianti lamentano un calo dei consumi. Ma quale calo dei consumi? Che sta macchina consuma come che? Consuma l'ira di Dio di benzina. E allora i locali vuoti? Ma quali locali vuoti? Gli stadi sono tutti quanti pieni. Gli ospedali strapieni, stanno le barelle a castello perché la gente mangia assai, poi si sente male e va all'ospedale, giustamente. Le carceri sovraffollate, perché? Perché la gente va a rubare perché ci sono molti soldi. Perché l'Equitalia strapieni, i locali dell'Equitalia, gente che si buttano uno sull'altro perché devono pagare le tasse. Io le tasse non le posso pagare, non le pago perché non mi posso permettere. Allora, ci stanno delle persone che praticamente fanno fare ai loro dipendenti dalle 8 alle ore 17, poi gli fanno fare 6 ore di straordinario e addirittura scioppavano. State rompendo il mercato, è colpa vostra se c'è la crisi, questo è il vero problema. La crisi è un'invenzione, dei Maya. I Maya hanno inventato la crisi perché dovevano vendere più calendari, è uno schifo, guardate. Divertitevi, la vita, prendetela a 90 gradi, godetevela. Senti, me lo dai uno strappo a Mergellina perché sono rimasto senza i soldi nemmeno. Ma chi è questo? Abbiate pazienza, chi si fanno fare tanti tipi buoni, la crisi, andate vai a piedi, vai, scendi, sto cafone. Ma quale crisi? La crisi, vai, fai un po' di jogging, vai. Di tamarra, arrivederci.